Sconfiggere i pregiudizi sulle malattie rare attraverso l'informazione. È questo l'obiettivo che si prefigge di raggiungere il convegno presentato in mattinata a Palazzo Maestri. In prima linea l'associazione P63 Sindrome EEC International Onlus, che dal 2009 tratta la tematica della malattia rara. La nostra associazione si occupa di 3 punti principali, quindi aggregazione, integrazione e sostegno di pazienti con malattia rara e famiglie di pazienti con malattia rara. Nel concreto lavoriamo per portare la conoscenza e la consapevolezza di che cosa significa vivere con una malattia rara al giorno d'oggi, nelle scuole, tramite eventi sportivi, tramite manifestazioni artistico-culturali, quindi lavorando a diretto contatto con la collettività, con un linguaggio semplice e diretto, ma senza trascurare l'importanza della malattia rara dal punto di vista anche sanitario. L'incontro dal titolo Rare Educando, che si terrà sabato 16 febbraio a partire dalle 9:45 presso il Centro Civico Presca a San Domenico, mira ad approfondire la conoscenza di una malattia rara, perché solo educando e conoscendo si può contrastare la discriminazione e far capire a tutti, a partire dai giovani, che la parola raro non è sinonimo di paura. Durante la conferenza verrà anche proiettato in prima nazionale, dopo essere stato presentato al 74° Festival del Cinema di Venezia, il docufilm Rareducando, l'informazione comincia dalla scuola, che spiega in 22 minuti come è cambiato il modo di comunicare e vivere una malattia rara. Sabato mattina questo evento veramente importante, la presentazione in anteprima nazionale del docufilm che ha il nome di Rare Educando, e questa magnifica associazione che fa parte del nostro territorio, che lavora da 10 anni nel nostro territorio, che è appunto l'associazione EP63, con la sua grande presidente Giulia e tutto il suo staff di ragazzi, parleranno proprio di malattie rara di cui non aver paura, malattia rara di cui dobbiamo parlare proprio per evitare di costruire dei muri. Selvazzano con grande orgoglio abbraccia anche argomenti difficili, delle realtà che non sempre è facile affrontare, e sabato mattina grazie a medici, grazie a genetisti, grazie soprattutto ai ragazzi, perché i ragazzi parleranno ai ragazzi, in modo che quello che è raro non lo sia più. Sfiscia Channel News, Selvazzano dentro.